Signore e signori, buonasera. Le immagini che vedete vi giungono da Gragnano di Lucca. Siamo nel complesso dell'Hotel Country Club, dove tra poco inizierà la 16ª edizione del premio Fedeltà allo Sport. Invitiamo coloro che non ci hanno visto gli anni scorsi a seguire questa trasmissione, perché avrete modo di vedere assieme atleti, personaggi, un po' di tutti gli sport, personaggi attuali, più o meno conosciuti. Diciamo che questa premiazione ideata da Walter Nieri è unica sicuramente in Toscana, ma direi anche in Italia, perché in questa occasione vengono premiati e vengono presentati personaggi un po' di tutti gli sport, cosa non usuale assolutamente in manifestazioni sportive. A questo punto andiamo a sentire le impressioni e le interviste dei presenti. Umberto Stefani, socio onorario del premio Fedeltà allo Sport. Ancora una grande edizione di questo premio. Walter Nieri tutti gli anni riesce a stupirci. Sì, veramente devo dire che dobbiamo fare complimenti a questo uomo che è veramente più personaggio che persona normale, veramente un personaggio di grosso spessore. Riuscire a portare tutti gli anni farci avere la possibilità di contattare, vedere da vicino grandi campioni quali stasera stessa riusciamo a vedere, ma anche nelle edizioni precedenti abbiamo avuto grandissimi campioni, grandissimi personaggi dello sport veterano e giovane, quindi noi dobbiamo essere riconoscenti in primis a Walter Nieri, che è veramente un campione che spero resti anche in avvenire e ce la faccia a superare i momenti critici che stiamo passando ora, dal punto perché organizzare una festa, una celebrazione di questo tipo, insomma c'è anche un impegno finanziario non indifferente che sicuramente limita magari anche qualche possibilità di poter, insomma vogliamo sperare che il futuro sia un po' migliore in tutti i sensi, ecco. Michele Citarella della rivista Lo Sport, ma ora abbiamo anche il piacere di avere accanto a noi la Valletta Elisa, quindi veramente un piacere maggiore di essere presente a questo premio Fedeltà allo Sport, un premio che permette anche a chi segue lo sport di vedere tanti dal vivo, tanti sportivi, tanti personaggi che è raro poter vedere tutti assieme. Sì, a me la cosa che ha sempre affascinato è vedere giovani talenti nostrani delle varie categorie sportive con coloro che furono protagonisti nello sport e che ora sono personaggi o nella televisione o nel giornalismo, o comunque preziosi protagonisti di uno sport che è stato. Ecco, questo vecchio e nuovo che si incontra qui a Lucca grazie al lavoro di Walter e ai tanti soci che danno una mano a Walter. Federico Monti, che è stato il primo corridore della provincia di Lucca a diventare campione italiano di ciclismo della categoria allievi. In tanti anni per la prima volta Federico è riuscito a conquistare l'anno scorso a Povegliano la maglia tricolore. Diciamo che questa maglia è stata veramente un premio non solo a te ma anche alla Monte Carlo Ciclismo. Sì, tra l'altro della Monte Carlo sono il primo che ha vinto una maglia tricolore. È un bel premio di tutti i sacrifici, non solo miei ma anche della squadra, della società e degli allenatori, e vorrei ringraziarli. Sono molto contento di questo risultato. L'anno scorso ho fatto 6 vittorie, la più importante sicuramente è il campionato italiano. Ecco, quando ripensi a Povegliano, ricordiamo che è scattato Federico a poco più di 1 chilometro dall'arrivo e sei arrivato solo. Cosa hai provato quando eri in quegli ultimi metri, il gruppo era vicino e bisognava fare l'ultimo sacrificio? Cosa ti passava per la testa? Ho lasciato il gruppo, sono partito a 1,3 chilometri dall'arrivo e sinceramente forse non mi rendevo conto di quello che stavo facendo, e dopo l'arrivo è stata una festa incredibile, erano tutti contenti, io per primo.
Quando sono passato sotto l'arrivo forse ho realizzato per un secondo, ma è stata veramente una grande soddisfazione. A questo punto passiamo un attimo alla stagione 2012. Per problemi fisici diciamo, non puoi gareggiare in questo momento, ma per gli sportivi lucchesi che ti seguono, diciamo che ti vedremo protagonista nella seconda parte della stagione. Ho avuto questi problemi con la mononucleosi e adesso devo un po' ripartire con la preparazione. Spero che anche quando finisca la scuola di prepararmi al meglio e ritornare un po' sulla scena del ciclismo in Toscana e in Italia. Davide Cannella, socio onorario di questo premio Fedeltà allo Sport. Siamo alla 16ª edizione, ma ogni anno c'è sempre qualcosa che ci sorprende in questo premio Fedeltà allo Sport. Sì, vero. Walter Nieri è un genio da questo punto di vista, riesce sempre a sorprenderci, a trovare delle iniziative che restiamo sempre un po' basiti, perché veramente riesce a superare se stesso in tutti gli anni, ogni anno è sempre una cosa nuova, una cosa sempre più interessante. Quindi diciamo che siamo al 16° anno, ma la voglia di andare avanti, la voglia come c'era il primo anno. Beh sì, questa è la voglia esattamente come il primo anno, ma sono convinto che questo premio andrà avanti per chissà quanti, non vorrei dire secoli perché forse userei un termine sicuramente improprio, però sicuramente andrà avanti per qualche decina d'anni. Finché Walter avrà questo spirito, questa energia, sicuramente il premio allo sport sarà una cosa che chiamerà molto, molto lustro sia allo sport in generale ma anche e soprattutto a Lucca. Fra i personaggi che Walter Nieri è riuscito a portare a questo premio Fedeltà allo Sport, Angelo Benedicto Sormani, un nome che le persone della mia età conoscono benissimo, grande calciatore, brasiliano ma direi naturalizzato in Italia, anche perché, e lo vogliamo dire, il nonno aveva origini lucchesi. Sì, per il regolamento io sono un cittadino italiano nato all'estero, è stato un mio avo che è partito da Camporgiano di Garfagnana, è andato in Brasile per fare la fortuna non l'ha fatto, ma mi ha fatto nascere una famiglia del quale io poi mi sono riportato in Italia e ho creato un nuovo nucleo familiare in Italia, vedi? Che andava io che venivo. Diciamo negli anni 70 il calcio era un po' diverso da quello di oggi, però ecco, che differenze nota soprattutto lei che l'ha vissuto ad altissimo livello? Dunque il calcio, come tutte le altre cose, ha le sue evoluzioni, ha il suo periodo con diverse modi di vedere, non è né migliore né peggio, il calcio accompagna quello che è il nostro mondo, logicamente con le cose belle e con le sue cose non tanto belle. Purtroppo succede questo in tutte le cose che si fa nella vita. È un spettacolo che è sempre in espansione, perché il calcio, adesso dico forse una stupidaggine, ma in Italia forse ci sono più scuole di calcio che scuole dell'obbligo in qualche paese africano. Adesso le penso un pochino quando i cinesi cominciarono a giocare a calcio, che sono più di 1 miliardo, quanti calciatori ci saranno in giro, che è un sport che coinvolge la massa, che coinvolge la gente. Poi noi, logicamente con un pochino più di età, siamo nostalgici dei nostri tempi, che pensiamo sempre che il nostro tempo era meglio, invece non è che era meglio né peggio, era bello, perché si divertiva e si diverte anche oggi qualche volta. Ecco, un atleta col suo fisico possente pensa che si sarebbe adattato bene al calcio di oggi? Ma io credo che i giocatori vivono nei suoi tempi, sono preparati per giocare nel suo tempo. Cioè, qualcuno pensa che era più facile giocare allora, io non sono dello stesso parere. È sempre difficile uguale, perché non so, secondo lei per un medico era più facile fare una diagnosi allora o adesso? I palloni erano più tosti una volta, le scarpe erano più ruvide, avevamo altri problemi. Logicamente i calciatori sono più o meno uguali, sono evoluti, è il gioco che ha evoluto, la velocità dei giocatori è sempre più o meno la stessa, l'uomo non è che aumenta troppo la sua velocità, è il gioco con la preparazione atletica più accurata che è diventato più veloce.
semplicemente gli atleti di oggi sono preparati per fare 100 scatti, un numero ipotetico, io ero preparato per fare 50, dunque la velocità del gioco è diversa, non è diversa invece la mia velocità nei confronti, cioè di come correvo allora, di come corre uno adesso, non so se mi battevano, insomma. Stasera verrà premiato al premio Fedeltà allo Sport, credo che sia un piacere anche essere ricordato con tanto amore dagli sportivi lucchesi, ma non solo. Ma io credo che sono le cose anche più piacevoli ancora di quando, perché sono momenti in cui io dico sì, quando giochi, non so, almeno per me giochi fissi, pare che sia un obbligo, tu sei là apposta per giocare, per vincere e poi forse al momento non te ne accorgi nemmeno che rimarrai magari nella memoria di tante persone e questo è un piacere immenso, cioè sapere che altre persone si ricordano di quello che tu hai fatto, oh caspita, allora ho fatto qualche cosa di bello. Fra i tanti illustri ospiti che abbiamo stasera al premio Fedeltà allo Sport, Eugenio Fascetti, ex giocatore e allenatore, direi anche allenatore della Lucchese, ma un viareggino che allena la Lucchese, come è andato a quei tempi? Un bel rapporto, cioè, insomma, essendo viareggino abbastanza bene il primo anno, male il secondo, ma prima di me c'era già stato Marcello, quindi... Ma cosa le dicevano gli amici viareggini che allenava la Lucchese? Qualcosina, cioè, era un bel dialogo, ecco, non ci siamo risparmiati. Diciamo che Eugenio Fascetti ha avuto come allenatore soprattutto una grandissima carriera. Si dice che qualche volta il carattere l'abbia un po' penalizzato, è vero? Non lo so, se è stata la questione del carattere sono contento di non aver fatto una carriera che probabilmente avrei potuto fare, ma se uno deve sempre cambiare carattere, preferisco essere stato quello che sono stato. Ecco. Sono soddisfatto della carriera, non sono soddisfatto. Ma credo che l'abbia anche dimostrato la sua carriera. Tanti risultati, ecco, tra i tanti risultati che ha ottenuto, c'è qualcuno a cui è legato in maniera particolare? Ma la prima promozione in A del Lecce, ma soprattutto il campionato di -9 con la Lazio. Quella forse è stata la soddisfazione più bella. Diciamo che, dicevo prima del suo carattere, si ricorda spesso l'anno dell'82 del Mondiale, la sua uscita prima diciamo del Mondiale. Espresso un giudizio probabilmente col verbo sbagliato, ma la convinzione era quella. Però non ero solo, soltanto Fascetti è stato squalificato. Comunque c'è un regolamento, è giusto che mi abbiano punito, però insomma non è che mi sia pentito, ecco. Fra i tanti giocatori che ha avuto si ricorda sempre Cassano, però ecco, quali sono stati gli atleti che ha visto crescere, a cui è più legato? Ne ho visti tanti, cominciando da Varese, poi andando a Lecce, a Bari, a Verona, a Torino per esempio Lentini, ecco, un altro nome che ci siamo dimenticati, ma probabilmente sarebbe stato un giocatore, sarebbe stato ricordato a lungo tempo. Purtroppo quell'incidente in macchina l'ha tarpato un po' le ali, ma Gravero, Cassano, Zambrotta, Ventola, ce ne stai tanti. Stasera viene premiato qui al premio Fedeltà allo Sport. Walter Nieri ogni anno cerca qualche personaggio, ma credo che il suo legame con Lucca, ecco, essendo viareggino, in fondo sia un bel legame. C'è questo rapporto che chiamiamolo di amore, insomma, a un certo momento ci punzecchiamo sempre, però vedo che alla fine riusciamo sempre a trovare una via d'accordo. Ecco. Allora, Pierino Gavazzi, vincitore di una Milano-Sanremo, 3 volte campione italiano, credo che sia legato a Lucca anche per gli anni in cui è stata alla Fanini, diciamo che ha avuto una grande carriera e il fatto che tu venga ricordato spesso, soprattutto qui a Lucca, credo sia una bella soddisfazione. Ma sicuramente gli ultimi anni della mia carriera, 6 o 7 anni, li ho fatti qui con Ivano, che tra l'altro ho vinto anche l'ultimo campionato italiano con lui a 38 anni. Poi sono venuto anche varie volte anche a fare un po' il direttore sportivo con la squadra giovane che aveva. Insomma, qui sono quasi di casa, le strade qua le conosco come la mia tasca. Ma diciamo Gavazzi è bresciano, ma oggi c'è qualche ragazzo anche nel bresciano che vedi che possa diventare, tra i giovani soprattutto, seguire le orme di Pierino Gavazzi? Ma adesso è un periodo che c'è un po' di crisi
un po' di crisi come atleti, di giovani diciamo che hanno delle qualità. Forse c'è il figlio di Beppe Martinelli che sta promettendo bene, è un bel atleta e tra l'altro ha vinto nelle categorie minori. Adesso sicuramente quando farà il salto vedremo se sarà in grado di superare anche il papà, non il Martinelli. Oggi mi sembra che soprattutto a livello ciclistico spesso si vuole che i ragazzi ottengano subito risultati, e invece credo che anche l'esperienza la tua esperienza quando correvi, ci vuole un po' di pazienza con i corridori. A parte che sono anche i giovani che hanno fretta di emergere senza fare quella gavetta, fare quell'esperienza che serve per maturare, per poter fare il salto di qualità. I giovani del giorno d'oggi vogliono già a 18-19 anni passare professionisti, essere già il Cavendish o giù di lì. È un po' tutto l'ambiente che spinge a essere avere subito, come si dice, avere subito successo, ecco. E senza che poi, se costruisci il successo senza avere delle basi, è facile anche perderlo subito per strada l'atleta. Se qualche anno fa avresti dovuto presentare questo signore che è accanto a me, soprattutto per i più giovani, avrei avuto bisogno di fare una lunga spiegazione di chi era. Soltanto che ora con Rai Sport 2, che spesso manda le immagini dei risultati dei suoi tempi, credo che basta il nome per farlo conoscere a tutti. Ho qui accanto a me il piacere di avere Gustav Teni. Credo che il fatto che spesso oggi rivediamo le gare a cui ha preso parte, credo che sia un modo di ricordare la sua attività. Senz'altro è molto bello che insomma, la gente ancora dopo così tanti anni si ricorda ancora, siccome anche un po' questi vecchi revival quando fanno vedere un po' le gare di allora fa molto, molto piacere. Diciamo che da profano dello sci, vedendo queste gare, rimaniamo un po' sorpresi rispetto a quelle che sono le gare di oggi, anche nei commenti che sentiamo un po'. Ecco, che impressione le fa a lei? Sicuramente è cambiato moltissimo, soprattutto che i materiali di allora ad adesso, anche la preparazione delle piste stesse, insomma tutto un insieme, è cambiato moltissimo, anche diciamo, la preparazione stessa degli atleti che è stata più mirata, più specifica di quanto lo era allora. Si rende conto che moltissimi italiani hanno imparato ad apprezzare lo sci, soprattutto quelli di città, per merito suo, per i risultati che lei otteneva? Sicuramente è stato un grande incentivo, soprattutto anche diciamo, con tutti quanti insieme, perché anche la stampa, la televisione, ha cominciato a far conoscere lo sci in quell'epoca lì, perché lo sci era da pochi e quel periodo è poi esploso anche, forse anche perché la gente si aveva un po' più di soldi, anche tutto un insieme, anche gli impianti sono stati creati in quel periodo e perciò è stata una bella spinta che abbiamo dato al turismo. Una cosa che mi ha sempre meravigliato quando leggevamo sui giornali che lei seguiva Alberto Tomba, che una persona col suo carattere si trovasse con Alberto. Ecco, com'è stato, se è possibile spiegarle un po' il vostro rapporto? Il nostro rapporto è stato molto buono, è ancora buono, ci sentiamo ancora spesso durante la stagione, anche d'estate, così quando abbiamo, e poi anche il lavoro è stato forse non facile, però molto bello, perché dopo i risultati arrivavano e in quel senso lì un allenatore cosa vuole di più? Stasera siamo qui a Lucca per il premio Fedeltà allo Sport. Il fatto che Walter Mieri l'abbia cercata per questo premio che ogni anno raccoglie tantissimi atleti o ex atleti che si sono talmente distinti nello sport, che effetto le ha fatto? Quando fa molto piacere, soprattutto quando si vede
chi ha già preso questo premio, sono tutti nomi molto noti, molto importanti, di essere anche in questo album di questa associazione qui, direi che fa piacere. Valentina Maltagliati, diciamo, capitano della squadra di pallavolo di Capannori, com'è andata la stagione quest'anno? Quest'anno è andata molto bene, eravamo prefissati l'obiettivo di salvarci e così è stato, con 4 giornate in anticipo, quindi tutti molto soddisfatti, nonostante siamo neopromosse, siamo comportate molto bene, nonostante molte ragazze giovani, l'obiettivo è stato centrato pienamente con largo anticipo. A livello di squadra, di seguito, ogni tanto leggiamo sui giornali che un po' di articoli su di voi, ecco, vi fa piacere essere seguite e in particolare ad esempio stasera essere qui a questo premio Fedeltà allo Sport? Certo, è sempre bello quando c'è una bella cassa di risonanza da tutte le parti, sia televisivi che dei giornali, cioè, è chiaro, il calcio prende sempre il sopravvento, però la pallavolo femminile in questa zona qui è abbastanza seguita, il pubblico risponde tuttora, quindi la palestra è sempre abbastanza frequentata, quindi è motivo d'orgoglio anche quello. Comunque anche tuttora questo premio è altrettanto un altro motivo per seguirci e magari vedere quello che facciamo, venire in palestra, avvicinarsi a questo sport che insomma è molto seguito a livello italiano, soprattutto a livello femminile secondo me. Alberto Baroni, presidente della Nottolini Pallavolo Capannori, diciamo stasera è l'occasione per sport che spesso a Lucca non vengono seguiti come altri, diciamo, di essere presenti, e di questo devo dire che Valternieri è un asso in questo senso. Sì, la pallavolo è considerato uno sport minore, anche se al femminile io dico e penso che sia difficile dire il contrario, corrisponde alla pallavolo al calcio per i maschietti, la pallavolo alle ragazze. Abbiamo visto che il seguito a Lucca comunque c'è per questa squadra, sono 21 anni, sappiamo che lei è il presidente, in questo momento ci sono un po' problemi per tutte le società sportive, nel vostro settore come vanno le cose? Ma il nostro settore è uguale a tutti gli altri, noi dobbiamo vendere bene il prodotto pallavolo perché effettivamente il seguito c'è, se consideriamo che poi abbiamo veramente tante ragazzine, il settore giovanile molto, se uno pensa bene viene a investire anche nella pallavolo perché quelle che sono le ragazze, il settore giovanile, le ragazzine di oggi saranno poi le donne del futuro che poi dovranno prendere le decisioni come donne di famiglia e compagnia bella. Giovanni Ludetti è un abitué ormai da tanti anni del premio Fedeltà allo Sport, però credo che sia un modo ormai di trovarci a primavera qui a Lucca. Ma mi fa molto piacere, oramai sono stato adottato, no? Dunque è la quinta o la sesta volta che vengo con gli amici e devo dire che è una festa bellissima, poi è l'occasione anche di vedere personaggi e compagni di squadra che da tantissimi anni non vedo. Questa sera per esempio c'è Benedicto Sormani che io ho invitato a venire, che sono 40 anni che non vedevo, ecco, stasera invece me lo trovo qua, dunque sono molto contento. Dicevi, non solo nel calcio ma anche in altri sport abbiamo avuto modo e abbiamo modo anche stasera di vedere atleti, ex atleti che ormai non vedevamo più e non vedevamo più da tanti anni. Ma io ho visto Tony che è in forma fra l'altro e gli ho detto così se può darmi qualche lezione di sci, ma nello stesso momento però ci sono anche Gavazzi, ci sono anche altri. Ed è bello ritrovarsi un po' anche in sport diversi in serate come queste, dunque è bello, poi Lucca è una città splendida. L'ultima cosa, forse mettiamo il dito nella piaga, ma il Milan ce la fa quest'anno? No, bisogna essere obiettivi e onesti, in questo momento qui la Juventus con 3 punti di vantaggio, che sono poi 4, e con 4 partite da giocare, vedendo anche il calendario, credo che la Juventus sia favorita. Mi spiace per il Milan, perché il Milan ha fatto un girone d'andata strepitoso, aveva anche un bel vantaggio e poi al momento cruciale ha pensato troppo forse alla Coppa Italia
nella partita di Torino dove ha perso poi Thiago Silva e ha pagato caro, e questo purtroppo fa parte del calcio ed è così. Gianfranco Battaglia, presidente del provinciale di ciclismo a Lucca, una festa questa qui di Valternieri veramente incredibile, riesce ogni anno a far venire qui a Lucca tanti atleti e sportivi. Credo che in questo caso come organizzatore bisogna fargli l'elogio. No, veramente, insomma, tutti gli anni riesce a mettere insieme, io non so come faccia, un parterre di personaggi di prim'ordine, e veramente dico, è encomiabile. Ecco, è l'unica festa, è l'unica manifestazione di questo genere, penso non soltanto a Lucca ma penso anche in Toscana. Io poi per le altre cose, insomma, ormai credo che siamo alla 16ª edizione. Ho avuto anche l'onore di un anno di essere premiato, o meglio l'ho vinta con i Tagliandi e c'ho un ricordo particolare. Comunque, ecco, devo dire bravo Walter, continua così finché ce la fai a mettere insieme questi personaggi, insomma, che rendono una manifestazione bella, sentita, i giornali ne parlano, le televisioni, insomma. È una festa un po' atipica, tutta particolare, dove io sono, sì, c'è il ciclismo, ma poi c'è tutte le altre discipline, c'è il calcio, c'è la pallacanestro, l'atletica leggera, e questo, ecco, è il grande merito di Walter, e complimenti di nuovo. La festa che riesce a fare ogni anno Valternieri è particolare perché, diciamo, di solito siamo abituati a premiare atleti di varie discipline singole. Qui invece stasera abbiamo un po' tutti gli sport, non solo, diciamo, approfittiamo della presenza della signora Tiziana Nasi perché lei è presidentessa della Federazione Paralimpica degli sport invernali, e credo che avvicinare tutti gli sport, anche quello dei Paralimpici, credo che sia importante, no? Direi che è più che importante, per me poi è essenziale, lo è evidentemente per i nostri atleti, soprattutto quello che io tengo a ripetere e gli atleti lo confermano è che si tratta di sport al 100%. Se voi vedete David in gara, una gara di snowboard dove lui è uno dei nostri migliori atleti, non ci si rende neanche conto della disabilità che ha, e questo vale per lui come per tantissimi altri ragazzi che hanno delle disabilità anche più gravi, perché in fondo lui non è, per fortuna sua, e siamo molto contenti che sia così, non ha una delle disabilità più gravi. Devo dire però che negli ultimi anni, per merito anche delle Rai Sport eccetera, in cui c'è stata la possibilità di vedere anche le Olimpiadi, Paralimpiadi, credo che ci sia, diciamo, l'utente medio si sia avvicinato molto di più allo sport paralimpico e lo abbia apprezzato anche di più. Sono assolutamente d'accordo con lei, io credo che il grandissimo lavoro che ha fatto Luca Pancalli, il presidente del nostro comitato olimpico, del comitato paralimpico, del CIP, è enorme, e sicuramente eventi come quello di questa sera, il fatto che dei nostri atleti siano invitati alla televisione, ma comunque senz'altro il grandissimo lavoro che ha fatto la Rai, e qualche volta rubandosi anche un po' il mestiere con Sky, perché le Paralimpiadi di Vancouver veramente sono state seguite, sembrava quasi una piccola battaglia tra Rai e Sky per chi dava più notizie, per chi dava più dirette. No, la Rai dirette non ha potuto darne, ma insomma, quindi è estremamente importante, perché di persone con disabilità ce ne sono, ahimè, tantissime, per cui vale la pena far sapere loro che fare sport è bello, fa bene ed è molto divertente, e si arriva poi a dei bei traguardi, e tutti siamo felici come lo siete voi che stasera partecipate alla nostra gioia del premio che stasera riceverà David. Io la ringrazio e vorrei fare una domanda a Davide, ma avere una presidentessa così credo che dia uno stimolo in più? Assolutamente sì, la vediamo sempre presente, è sempre con noi, quando può viene anche a vederci gareggiare anche fuori dall'Italia, quindi è fantastico, niente di più. Mi ha anticipato, Romano Fogli è conosciuto come atleta del mitico Bologna, della nazionale, però diciamo che è pisano. Sì, sono nato a Santa Maria a Monte dove vivo tuttora. Allora, a essere ricordato dopo tanti anni, Valternieri ha voluto che fosse presente qui e premiato stasera, credo che sia una bella soddisfazione.
Beh, sono soddisfazioni che alla nostra età si accettano sempre ben volentieri, anche perché ormai è passato tanto tempo dal nostro periodo calcistico che ricevere un premio a 74 anni è una grossa soddisfazione. E Walter ogni tanto, perché questo sarebbe il secondo premio, io l'ho già avuto 3 anni fa. E quando mi ha chiamato per questo premio ho accettato ben volentieri, pur sapendo che Walter ci tiene molto a questi grandi campioni. Anzi, io a volte gli dico ma come fai a trovare tutti questi personaggi così che quando si chiamano noi è impossibile trovarli? E ne va dato atto a Walter Nieri che è una persona veramente formidabile. Daniele Martinelli è socio onorario del premio Fedeltà allo Sport. Abbiamo detto più volte, Walter riesce sempre a sorprenderci tutti gli anni. Ogni anno pensiamo che sia arrivato al massimo e poi l'anno dopo viene fuori qualcosa di nuovo. Sì, soprattutto, buonasera a tutti, soprattutto quest'anno credo che sia una delle più belle, naturalmente spero che sia le più belle, almeno per i nomi, per tutto, una donna che ha giocato a pallone, quindi tante novità. E niente, quindi mi sembra che quest'anno sia ancora la più bella, spero. Ma ascolta, ogni anno diciamo più bella, però in 16 anni, tutti gli anni, ha trovato ancora qualcosa di nuovo. Credo che per questo anche essere socio onorario di un premio del genere credo che sia una particolare soddisfazione. Ma diciamo di sì, il fatto è che naturalmente Walter Nieri con l'impegno, con la serietà soprattutto che ha dimostrato in questi anni è riuscito a portare persone sempre più importanti proprio per il fatto che è una persona precisa e fa con cuore quello che uno deve fare. Insomma. Abbiamo anche ai nostri microfoni Stefano Gori, un abitué di questo premio Fedeltà allo Sport, e stasera con la presidentessa anche Tiziana Nasi che abbiamo qui, abbiamo veramente spaziato molto anche sugli sport paralimpici. Beh sì, mi sembra giusto, perché la signora Tiziana Nasi oramai sono anni e anni che io la conosco, è una persona veramente che si è data tantissimo nello sport paralimpico, grazie anche alle Olimpiadi del 2006, ha dato veramente tantissimo e lo sta dando tuttora, quindi è una bellissima presenza averla qui con noi questa sera. Passando alla tua attività, che programmi hai per la stagione 2012? I programmi oramai sono già iniziati con il campionato indoor dove ho conquistato la medaglia d'oro nei 400 e adesso prossimamente saremo proprio a Torino per i campionati nazionali, vedremo un po' i risultati. Certamente sappiamo che l'età avanza e quindi anche l'impegno per me diventa sempre più difficile. Ivano Fanini è un ospite fisso a questo premio Fedeltà allo Sport. Walter riesce sempre a coinvolgerti? Ma sono stato uno dei primi, diciamo, a vincerlo questo premio. Walter poi è un amico, un grande organizzatore, e quindi come si fa a mancare alle premiazioni di Walter Nieri? Poi qui stasera sono premiati, a parte tutti i grossi personaggi dello sport che tutti gli anni il grande Walter Nieri riesce a portare qui a Lucca. C'è appunto la premiazione di Mario Cipollini che l'ho avuto da 6 anni fino ai dilettanti, quindi è un premio che è molto importante per lui, ma anche appunto di riflesso viene ricordato tante vittorie che ha fatto con i nostri colori e appunto anche che è partito con noi. Poi c'è Pierino Gavazzi. Ecco, devo dire questo, c'è anche Pierino Gavazzi che è stato, l'abbiamo ricordato prima, praticamente ha chiuso la carriera con la maglia Fanini. Sì, io ho preso Gavazzi, diciamo che era un po' all'incontrario di Mario Cipollini, no? Mario Cipollini con noi è riuscito a lanciarsi nei professionisti. Con Gavazzi, che era già lanciato per conto suo, l'abbiamo preso a 37 anni quando diciamo era un corridore per tanti finito, e con noi ha vinto il campionato d'Italia italiano a Imola, nel velodromo di Imola, e quindi è stato un giorno proprio indimenticabile, forse una delle più belle e importanti vittorie che ha fatto il mio team. Ha battuto niente po' di meno che Saroni e Fondres, quindi devo dire che
sono cose che non si possono dimenticare per sempre. Fra i premiati stasera anche Luigi Miletta, che è qui accanto a me, e vediamo il presidente del team Gragnano Carlo Palandri. Allora una bella soddisfazione, una premiazione in casa qui a Gragnano ormai. Sì, mi fa molto piacere questo premio. È una corsa che serviva alla squadra, e quella di Poggio alla Cavalla, e ci ha reso un po' tutti felici, visto che l'andamento della prima parte della stagione, che era caratterizzata solo da piazzamenti, finalmente abbiamo portato a casa un successo che ci ha dato tanto morale. Abbiamo visto, hai vinto con leggero margine, grandissima gioia dopo l'arrivo. Sì, ero molto contento anche a livello personale, perché ho avuto un po' di sfortuna all'inizio di stagione con un po' di malanni, e finalmente ho cominciato a pedalare come so pedalare. Allora, sentiamo da Carlo Palandri, ancora un avvio di stagione buono per il team Gragnano. Credo che ancora una volta siete riusciti a allestire te e i tuoi collaboratori una bella squadra. Sì, c'è un buon staff, diciamo anche quest'anno siamo presenti, ce la stiamo mettendo tutta, diciamo normale, noi abbiamo scelto di partire un pochino più lenti, poi ci sono capitate un po' delle traversie, però ora i ragazzi stanno girando, ora ci attendono degli appuntamenti importanti col Giro del Friuli, il Giro Bio, eccetera, insomma vedremo di mettercela tutta e onorare la nostra provincia. Tra i premiati stasera Mario Cipollini, devo dire che Lucca non è stata finora tanto riconoscente con te, finalmente qualcuno si sta accorgendo del tuo grande valore. Ma no, Nemo profeta in patria, non si dice così, sì. Ma no, io sono felice di incontrare persone, come qua stasera mi è capitato di vedere persone che mi hanno accompagnato sin da piccolo in questa che è stata la mia attività, che poi è diventata una carriera, ma già dai primi anni, che per me era una passione e un gioco, loro mi hanno sempre accompagnato, per cui per me è stata un'emozione vederli stasera, con piacere ho accettato questo premio, anzi ringrazio per avermi coinvolto e eletto di questa fortuna, e ripeto, vedere tanti amici, essere in compagnia di tutti quelli che ti hanno tifato sin da piccolo, e vedere ormai la carriera dall'esterno, da lontano, fa comunque sia grande piacere, perché quando smetti di correre un po' di tempo grandi emozioni ti mancano, e per cui la gente che in qualche modo ti regala strada facendo passione e riconoscenza. Ti vediamo ancora tiratissimo. Ma sì, a me piace pedalare, è una mia passione. In questo periodo la primavera regala dei profumi e degli scorci straordinari, è il modo migliore per vederla in bicicletta. Tra i premiati stasera Carolina Morace, sicuramente credo una soddisfazione ricevere un premio del genere, anche perché normalmente nel calcio le donne non è che vengono così considerate. No, vabbè, allora ricevere un premio è sempre una grande gratificazione, vuol dire che insomma si è fatto qualcosa di importante o si è fatto bene, vuol dire che si è graditi al pubblico, insomma, e questo è chiaro che fa sempre piacere. Poi a me fa sempre un grande piacere anche venire in Toscana, anche perché insomma qui ho giocato con l'Agliana, ho fatto tantissimi ritiri con la nazionale, quindi insomma, e poi la vostra regione è stupenda. Quindi. Per una donna nel calcio maschile prettamente non è facile, diciamo, gestirsi. Ecco, come ti trovi sempre quando fai commenti? Spesso gli uomini pensano di saperne qualcosa di più. No, ma io adesso sto scrivendo per la Gazzetta dello Sport, sto ricevendo molti complimenti. No, da parte mia non c'è nessuna voglia di mettersi in competizione con gli uomini, né quando giocavo né tantomeno adesso da opinionista o da allenatrice. Certo, se guardo, che ne so, il panorama televisivo italiano, io in questo momento non sto lavorando in televisione, ci sono tanti altri che stanno lavorando. Insomma. Quindi diciamo che sarà l'occasione, semmai ci auguriamo che cambi qualcosa per rivederti nuovamente. Io preferirei allenare una squadra, però insomma se dovesse, cioè, il fare l'opinionista è chiaro che è un piacere, perché per noi è sempre un aggiornamento guardare le partite e riflettere su quello che vediamo, le guardiamo sempre con occhio molto particolare. Insomma. A questo punto al termine della serata sentiamo da Walter Nieri
Si è soddisfatto dell'esito di questo 16° premio Fedeltà allo Sport? Sì, tanta gente come sempre, tanti miti, tante leggende dello sport. Ho visto proprio nel volto dei soci onorari l'emozione di trovarsi accanto a dei campioni che hanno rappresentato un'epoca come Gustavo Teni, come Marcello Lippi, come Mario Cipollini, Fascetti, ma stasera ce n'erano tantissimi, c'erano 6 campioni del mondo e 9 campioni italiani o attuali o storici, insomma hanno vinto questi titoli. Dobbiamo dire che qualche anno fa avevamo sentito aver perso un po' di morale, invece devo dire e dobbiamo dire noi che eravamo presenti che stasera abbiamo sentito qualcosa ancora, addirittura si parla già dell'edizione 2013, quindi un rinnovato entusiasmo in te che riesci anche a trasmettere ai soci onorari e a coloro che collaborano con te. Ma io l'ho sempre detto, l'ho ribadito anche questa sera, il nostro consiglio direttivo sono i soci onorari, qui non c'è il presidente, il consiglieri oppure il segretario o il cassiere come in una società sportiva, questa è un'azienda privata che vende delle piccole pubblicità per raccogliere dei fondi per fare queste manifestazioni e i soci onorari sono parte integrante del premio. Si parlava al tavolo prima, ho degli amici che mi hanno detto e mi hanno fatto ricordare che dalla prima edizione sono sempre venuti. Dobbiamo anche dire che ancora una volta si è riuscito a mettere insieme un cast stellare, come detto prima, ma dobbiamo anche dire, e questo è stato riconosciuto da molti, che questa forse è l'unica manifestazione, non solo a livello toscano, ma direi a livello nazionale, in cui si riesce a mettere insieme atleti di primo piano, ma anche giovani promesse e anche questa vicinanza delle attività paralimpiche. Credo che sia un ulteriore passo avanti. L'hai sempre avuto quest'occhio particolare, lo sappiamo, però forse quest'anno hai fatto ancora un passo in più. Sì, in questo devo ringraziare Tiziana Nasi, la presidentessa della FISIP nazionale, che ci ha onorato con la sua partecipazione e poi ci ha consentito di far venire anche l'atleta Davide Preziosi, impegnato di recente nella Coppa del Mondo in Canada con eccellenti risultati. Sì, perché lo sport è tutto, ma basta dire che il nostro presidente onorario è non vedente, Stefano Gori, che ha conquistato tanti titoli, perché lo sport a volte, vincendo nello sport, aiuta anche a sopravvivere con più motivazioni agli handicap che uno ha. E a questo punto credo che sia tutto qui dal Country Club da Gragnano, l'appuntamento all'edizione 2013. Senz'altro, grazie. Wow.